Il movimento di tutela per gli animali denominato Stop Animal Crime Italia, un ente nazionale di denuncia per i reati a danno degli animali e dell'ambiente, ci segnala un caso avvenuto nella città di Alessandria della Rocca, che sono verosimilmente la causa del decesso del cane trovato morto, la cui salivazione presente in loco presentava proprio tracce di veleno. La presenza del cane è stata segnalata da un cittadino ai vigili urbani del luogo e ai nostri attivisti che, giunti sul posto solo dopo 25 minuti, non hanno trovato più il corpo del cane. Un mistero, sì, proprio un mistero, quello di un cane morto segnalato ai vigili e scomparso dopo pochi minuti, impedendo di attivare la procedura di legge, ossia quella di accertare il sospetto avvelenamento e conseguente tabellazione dell'area ad opera del sindaco. Abbiamo sporto denuncia all'autorità giudiziaria per chiedere l'individuazione dei responsabili e gli accertamenti in tema del contrasto al randagismo in un comune dove alcuni dipendenti si sono lasciati spesso andare, proferendo parole non proprio rispettose né dei cani né delle leggi dello Stato, come ad esempio un dipendente cita il comunicato stampa dell'ufficio tecnico a cui ci siamo rivolti per segnalare il caso, quando ha risposto: l'importante è che sia stato tolto. Invitiamo per l'ennesima volta il sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, a prendere seriamente il problema in mano e i cittadini a capire che molti dei loro soldi vengono spesi per mantenere pochi cani in un canile, ma zero nella prevenzione del fenomeno, molto presente nel nostro territorio. Quindi l'appello a contattare il movimento per segnalare maltrattamenti, avvelenamenti, abbandoni e omissioni di chi è preposto. Ricordiamo che migliaia sono i casi in tutta Italia di cani randagi, ma anche gatti avvelenati quotidianamente per mano, non solo da cittadini criminali, ma anche di soggetti che a tal scopo e sistematicamente spargono sostanze tossiche come topicidi, lumachino o altre polpette contenenti chiodi o simili.